Sono tanti i buoni motivi per dar retta ai pensionati e con l'FNP CISL in modo particolare, con Marco Maurizio Colombo, segretario nazionale, grazie di essere qui con noi. Sappiamo che viene da molto distante, che è impegnatissimo, ma ci fa veramente un grande onore e piacere averla con noi in studio. Affrontiamo alcuni di questi motivi, li avete visti nel promo dell'FNP CISL e non solo, a livello unitario sindacale, quindi le tre sigle riunite in modo forte e pressante sostengono e non solo lottano per cercare di avere in qualche modo una penetrazione nella compagine governativa per rivendicare questi diritti sacrosanti. Allora c'è stata un'occasione importantissima di incontro, uno dei momenti a livello nazionale di incontro che si è svolto in modo particolare a Padova, Teatro Geox l'altro giorno, che precede la grande adunata, chiamiamola così, a Roma del 1° giugno. Lei ha aperto i giochi, tra virgolette, i lavori. Di che cosa si è trattato? Sì, certo. Noi come federazioni dei pensionati in termini unitari da tempo stiamo facendo iniziative territoriali, locali. Le ultime sono di alcuni mesi fa, partecipando in modo massiccio anche all'iniziativa nazionale di CGIL CISL-UIL, proprio perché condividiamo fino in fondo il giudizio di CGIL CISL-UIL su Sindacato questo dei governo. lavoratori, sì. Voi siete pensionati, Noi siamo, per cui siete... SPI, che è CGIL, la FNP, CISL e UIL, nel senso che le confederazioni hanno, appunto, sono fatte con le categorie. Proprio per la miopia di questo governo, l'inadeguatezza dei provvedimenti fatti negli ultimi anni rispetto nell'ultimo anno rispetto anche alle urgenze, cioè vere, che ha questo Paese, cioè manca una strategia complessiva di intervento. Ogni giorno si lancia un tweet, si lancia un programma, il giorno dopo lo si ritira, ci si divide, mentre il Paese sta andando avanti in una situazione che certamente non dà un'idea di una visione futura dove si deve dare fiducia, speranza, bisogna seminare la speranza e la fiducia nelle persone e non invece spesso si semina ben altro, che non aiuta certamente la ricomposizione dei corpi sociali e di uno sviluppo etico, di una distribuzione di diritti che siano più universali. Per questo come Federazione Pensionati siamo sempre stati in campo, continuiamo ad esserlo. Se c'è un cambiamento è un po' questo. Credo che negli ultimi anni siamo stati troppo chiusi al nostro interno, tante riunioni, tante discussioni. Noi abbiamo bisogno di tornare fra la gente, di tornare sul territorio, parlare con la gente. E quindi gente ne avevate tantissima. Portare il nostro contributo, credo che questa è la risposta data dalle... Noi abbiamo coinvolto a Padova 7 regioni, altre 6 a Roma, altre a Napoli, dove abbiamo portato i nostri gruppi dirigenti proprio per fare il punto un po' sulla situazione e decidere anche non solo la grande manifestazione del 1° giugno, ma di sollecitare i nostri territori a lavorare sul territorio, con i gazebo, parlando con la gente. In questi giorni ho visto che anche in questo territorio mi sono arrivate un po' di foto, perché ormai così funziona e siamo sempre aggiornati con molti dei nostri che nei vari mercati hanno distribuito i nostri volantini. Credo che questo è il lavoro che dobbiamo fare, far capire alla gente qual è il nostro pensiero, che non è contro il governo in quanto tale, perché il governo lo scelgono gli elettori, sono contro le politiche di questo governo, per cui noi abbiamo fatto anche un documento. Di questi governi, perché ormai sono tanti anni che andiamo avanti in questa storia. Ultimamente credo che si ripete, no? Il cambiamento, questo deve essere quello del cambiamento, ma il rapporto ai pensionati credo proprio che non è cambiato niente. Segretario, guardi, la interrompo perché ci sono dei punti salienti proprio per stare concreti con i piedi per terra su cui voi puntate l'attenzione. Quali sono in modo particolare? Allora, ci sono 3 questioni centrali che poi alla fine sono pensioni, fisco, sanità. Sulla questione delle pensioni, allora io credo che ancora una volta sia affrontato il problema in termini molto demagogici, cioè quota 100. La risposta a che cosa quota 100? Certo, a persone che sono vicine all'età pensionabile, usciranno qualche decina di migliaia di lavoratori dalle fabbriche, non so quanti ne entreranno, però al di là di questo credo che invece il sistema
previdenziale del nostro Paese ha subito negli ultimi 20 anni 8 interventi, partendo dalla riforma Amato, Dini, facciamo tutto lei per arrivare poi a Letta e Monti e all'ultimo intervento di quest'anno. Credo però che mentre alcuni interventi stavano nella logica di costruire, di aggiornare il sistema previdenziale del nostro Paese, parlare dell'età è importante con la crescita in questi anni, per cui probabilmente i parametri del 1995 non possono essere quelli di oggi, mentre altri interventi sono stati soltanto interventi per fare cassa. Era semplice, 17-16 milioni e qualcosa di pensionati, 10 euro all'anno a testa, ognuno sa fare, siamo tutti matematici e facciamo tranquillamente i conteggi. Per dire che troppo spesso non c'è dietro gli interventi un disegno di prospettiva del sistema pensionistico nel nostro Paese. No, di prospettiva di soldi che servono. Di soldi che servono, ma anche di prospettiva del sistema pensionistico, perché il sistema pensionistico è previdenza, io pago, è salario differito. L'ha detto anche la Corte Costituzionale. Sono soldi che noi abbiamo lasciato, noi e l'azienda dove si lavorava, per garantirci una serena vecchiaia. Perciò in questo senso bisogna stare molto attenti a un altro aspetto che poi magari su quale ragioneremo, che è la previdenza e l'assistenza. Perché la previdenza deve avere un suo canale, l'assistenza è un'altra cosa. Credo che sia legittimo che un paese civile come il nostro si preoccupa dei poveri, di chi ha redditi bassi, ma lo deve fare con un altro sistema, che non è certo i soldi della previdenza, ma attraverso la tassazione generalizzata che vige nel paese. Per cui sulla questione previdenza noi riteniamo che si debba lavorare dentro nell'alveo dell'accordo del 2016. Certo. Che aveva dato una vera svolta. E poi invece è venuto meno. Poi invece ci siamo trovati quota 100, ci siamo trovati l'ultimo taglio sulle rivalutazioni, ma cosa c'era nell'accordo del 2016? 4 o 5 questioni importanti e indispensabili. La tutela delle pensioni con il ripristino della legge 833 del 2000 per quanto riguardava le rivalutazioni, c'era anche uno sguardo al futuro, la norma di garanzia per le pensioni per i giovani, cioè oggi non è più come la mia generazione che andava in fabbrica a 16 anni, rimaneva in quella fabbrica 35 anni e alla fine a 52 se ne andava in pensione. Oggi il lavoro lo conosciamo tutti, a discontinuità, bisogna trovare anche forme di tutela e dentro c'era anche questo pezzo in quell'accordo. C'era il lavoro di cura, quante persone hanno lasciato il lavoro per a dover accudire all'interno della famiglia oppure con i figli, cioè rivalutare questo ruolo sociale anche all'interno del sistema pensionistico delle persone. Però la risposta che poi ci arriva da chi poi prende le mani oppure dall'INPS stessa è che soldi non ce ne sono, l'Europa ci blocca in qualsiasi tipo di intervento. Anche qui si fa un po' di confusione, come dicevo prima. Oggi nel nostro paese si spende col sistema previdenziale l'11% del PIL. In Germania il 10,5 mi sembra, sono vicinissimi. Il problema è che quando utilizzano il dato inseriscono anche tutto il pezzo assistenziale ed è chiaro che poi il nostro 11 diventa 15. Credo che questa è e infatti in quell'accordo c'era anche l'istituzione di una commissione che è stata nominata e che non si è mai insediata, che doveva affrontare questo dato, per poter anche reggere il confronto con l'Europa e dire no, l'Italia sulla previdenza spende questo. Perché nel resto d'Europa ribadiamo, visto che tra l'altro ci avviciniamo a un momento in cui l'Europa è bene conoscerla un po' meglio, questi dati negli altri paesi d'Europa sono separati. Sono separati, vanno separati perché sono due cose diverse. Perfetto. Per renderci conto anche dei numeri di cui stiamo parlando nella regione, voglio vedere la prima slide perché ci fa capire che effettivamente sia per provincia, quindi per il territorio sia complessivo, per esempio in Veneto quanti sono i pensionati, perché a volte quando si parla non si ha cognizione e contezza ed effettivamente quando lei dice non c'è la rivalutazione delle pensioni, però moltiplichiamo per il numero di pensionati, i conti ci fanno capire qualcosa di diverso. Mentre preparano la slide alla regia, io chiedo a lei, c'è l'altra questione delle tasse? Certo, questo è un altro aspetto importante sul quale credo in questi giorni è ritornato di grande attualità. Perché quando
si lancia un problema e non lo si affronta, poi se ne rilancia subito un altro, e oggi è ritornato in auge la flat tax. Anche questo è un modo col quale affrontare un problema sbagliato, perché bisogna partire dal dato di conoscenza di quelle che sono oggi il sistema di tassazione nel nostro Paese. Io leggevo, questa mattina mi sono scaricato il dato della tassazione del 2017. E l'ha sconvolto, perché mi ha sconvolto questo dato. Ci sono numeri che faccio fatica anch'io a... Poi se ci pensi bene non è facile, non è difficile arrivarci. Alcuni li voglio leggere proprio perché 60 milioni di cittadini, 41 milioni di dichiaranti. Ma questo perché? Perché c'è un'evasione altissima? Perché non... Le conclusioni. Ognuno le traga da sé. I redditi da 7.000 a 15.000 euro sono 18 milioni. E su questi redditi, con l'esenzione ok, sappiamo benissimo qual è il livello di tassazione, molto basso. Dove è concentrata il peso vero della tassazione? Sui redditi da 35.000 in su, che pagano bene il 57% delle tasse in questo Paese. Che sono i dipendenti sostanzialmente. I dipendenti di livello medio-alto, mentre poi c'è tutta la fascia dai 17.000 ai 35.000 che pagano anche qui una tassa abbastanza elevata. Se poi andiamo qua vediamo infatti nelle il fasce più dell'imposizione fiscale che ci farà questo è brividire, invece perché il dato sull'imposizione fiscale e sulle pensioni in Europa. Sì. Anche questa è un'altra anomalia del nostro Paese, a parte la Spagna dove vedo c'è il 19%, negli altri paesi i pensionati pagano le tasse in modo diverso dei lavoratori dipendenti e delle imprese, cioè mentre qui di fatto noi paghiamo il 20,5% medio, sapendo poi. Ma stavo finendo il ragionamento di prima, nel senso che noi di fatto abbiamo una percentuale bassissima che sono i contribuenti sopra i 100.000 euro, che sono l'1,13, che però pagano il 19% dell'IRPEF. Uno può dire esagerata, siamo tutti d'accordo che paghiamo troppo tasse. Si può anche fare la flat tax, ma qualcuno ci deve spiegare dove recuperiamo le risorse per un'operazione di questo tipo, che darebbe quasi nessuna risposta a lavoratori e pensionati e farebbe pagare molto meno tasse e redditi molto alti. Allora io voglio essere un po' anche così provocatorio. Non vorrei che Salvini vuol ridare a chi percepisce più di 100.000 euro i soldi che Di Maio ha insistito a togliere attraverso la non rivalutazione delle pensioni per le pensioni superiori a 100.000 euro. Per cui, per dire che c'è un sistema che qualcosa non quadra. Ecco, io le voglio chiedere anche un'altra questione, perché in tutto questo c'è il discorso su cui voi ribadite tanto l'attenzione della lotta all'evasione, all'elusione fiscale, di cui si è cercato di fare qualche cosa, però sembra non essere mai sufficiente l'intervento. È possibile? Cioè voi vi siete dati una spiegazione dopo tanti anni in cui ribadite questo punto? Perché il sindacato... questo è un altro aspetto importante, perché è evidente che uno degli strumenti per poter abbattere le tasse è quello che tutti paghino le tasse. Nel nostro Paese si parla di 100 e oltre miliardi di evasione fiscale. Ma secondo lei c'è una volontà di non voler andare a fondo? Perché gli sistemi li hanno scovati, cioè li hanno inventati tutti. Il discorso della flat tax, lei diceva, voleva essere una metodica per dire ti abbasso le tasse, a questo punto pagale, perché se non le paghi neanche quando te le ho abbassate diventa inverosimile. Ovvio che sono metodiche in cui uno cerca di, come dicevo, un po' come negli Stati Uniti, no? Se non paghi, sono problematiche complesse che vanno viste non con gli slogan, ma attraverso un ragionamento serio di cosa è, di qual è la situazione e dove e come si può intervenire. Quei 4 dati che leggevo prima sono un po' emblematici, no? Allora, noi se dovessimo intervenire sulla flat tax oggi, con le possibilità che ci sono, interverremo sul 12% dei contribuenti. Io credo che invece bisogna fare una politica fiscale che incentivi invece un po' di più l'emergere dei redditi, anche se non è così semplice, il contrasto di interesse per esempio,
mentre invece addirittura si sentono voci che si voglia togliere alcune delle detrazioni che si possono avere attraverso diminuzione sulla spesa medica e su altre. Ma allora questa è una politica che va proprio contro la lotta all'evasione, perché è evidente che se io posso mettere in detrazione una spesa mi è anche più semplice pretendere che quella spesa mi venga certificata con la fattura, con quello che serve. Insomma. Allora, ci sono diversi aspetti che vanno verificati in questo senso, ma però credo che non abbiamo altre strade, ma perché è un problema anche di giustizia sociale. Assolutamente. Cioè, è possibile. E un'altra questione sempre di giustizia sociale sarebbe poter dare una mano alle persone, alle tante persone non autosufficienti. Questo è un altro tema su cui voi puntate tantissimo. Questo è un altro tema sul quale stiamo discutendo. Noi come Federazione Pensionati abbiamo messo a punto un gruppo di lavoro che sta lavorando su una proposta di disegno di legge sulla non autosufficienza. È un tema col quale ci dovremo confrontare, che ci piaccia o no, perché è evidente che l'allungamento I numeri che vediamo sono spaventosi. Sono spaventosi, sì. Credo che io ho uno degli ultimi fatto dalla Regione Veneto, parla di 197.000, vedo lì, sono 200, siamo molto vicini a quel dato. Io credo che anche questo è un aspetto che sta dentro un po' tutta la questione del sistema sanitario nazionale, dove bisogna tenere presente che in questi anni noi abbiamo creato un sistema attraverso tutta una serie di interventi che ha un po' tolta l'universalità, o almeno un'universalità un po' diversa da regione a regione, da realtà a realtà. Lo stesso problema della non autosufficienza, dove si sono date anche risorse da livello nazionale alle regioni, poi però la gestione a livello regionale è molto diversa, è molto articolata. Ci sono regioni che hanno deciso addirittura interventi diretti sull'IRPEF, mi sembra l'Emilia Romagna, dove hanno una quota destinata alla non autosufficienza, regioni che destinano risorse. Corriamo il rischio però anche qui di fare ancora un'Italia a diversi colori, mentre credo che il problema della non autosufficienza è un problema generale, è un problema legato all'invecchiamento, all'innalzamento dell'età, pertanto è un problema che quando capita in una famiglia veramente, al di là della persona che non è non autosufficiente, ma mette in difficoltà le vere relazioni e la convivenza all'interno della famiglia stessa, perché si impatta col problema economico, col problema sociale, con tutti i problemi che venivano ricordati. Per cui, in Veneto in particolare la situazione è ferma dal 2009, dove c'è questo fondo che non è stato rimpinguato sufficientemente. Sì, poi ho visto che ci sono stati anche altri interventi nel 2017, però sono tutte cose scordinate da quello che fanno, basterebbe guardare cosa fanno i comuni, le regioni, mentre invece noi riteniamo si debba fare una legge nazionale sulla non autosufficienza. Poi la decliniamo sulle regioni, che per la gestione, che però ma c'è il fondo nazionale? Però viene poi ripartito sulle regioni. Se fai una legge nazionale c'è il fondo nazionale, poi magari le regioni più ricche arriva pochissimo e non possono fare più niente. No, beh, questo poi sono aspetti di ordine un po' più tecnico su quali bisogna ragionare, ma per dire bisogna fare dei percorsi che siano comuni, esigibili, mentre qui vedo che basta vedere sulla questione del servizio sanitario nazionale, poi ogni regione, io provengo dalla Lombardia, è da 2 anni che discutiamo sulla presa in carico delle persone la cronicità, insomma, di accompagnarle con tutte le difficoltà. Cioè non so se c'è un modello, però bisogna ricercare anche qui delle soluzioni che non facciano sì cose come l'altro giorno ho partecipato a un direttivo a Reggio Calabria, si è discusso più di sanità che non di pensioni. Perché è una regione dove mi sembra 14 anni è commissariata, dove la gente per curarsi si sposta spesso in altre regioni, dove la regione Calabria paga alla Lombardia, uno dato, c'era un responsabile, un nostro iscritto che aveva operato in sanità qualcosa come 400 milioni all'anno, con tutte poi
le variabili che crea intorno a questo, il fatto che poi la gente si deve spostare, i familiari che devono accompagnare, poi riesco anche a capire perché nella città dove abito ho visto sorgere 2 o 3 complessi dove di fatto vengono ospitate i familiari che accompagnano persone che vengono a curarsi nei nostri ospedali. Questo credo che sia un aspetto che va tenuto in grande considerazione. La vostra richiesta è il Servizio Sanitario Nazionale adeguatamente finanziato perché i LEA, livelli essenziali di assistenza, devono essere garantiti ovunque. Questo è un aspetto fondamentale. E non invece dove solo c'è la regione che ha più disponibilità economica e quella che ne ha meno. Quei ticket sono un'altra mazzata, voi dite di abolire. Anche su questo, se oggi andiamo a vedere ticket, super ticket, ogni regione poi ha fatto il suo in base ai propri bilanci. Noi abbiamo ormai prestazioni dove sostanzialmente paghi quasi di più col ticket che non alla prestazione privata. Sì. Anche perché è scattato un meccanismo di... È il trattamento diverso, tra l'altro. Nelle istituzioni private una certa concorrenza. Ho visto ultimamente la pubblicazione su un periodico locale dove su 40 prestazioni ce n'erano 5 dove si pagava pari o non di più con ticket anziché la prestazione. Anche perché poi, come dicevo, è scattato un po' questo meccanismo. Ma allora, anche qui è un'altra delle questioni dove non si può lavorare con questo criterio, perché poi la complessità delle norme porta poi, primo, a non conoscere i diritti, o in alcuni casi ad abusare di situazioni. Noi abbiamo avuto ultimamente un mare di indebiti in alcune regioni legate al reddito, per cui sei esente dalle prestazioni specialistiche. Qualcuno l'avrà fatto anche in modo furbo, ma qualcuno l'ha fatto anche senza rendersi conto che probabilmente non aveva diritto in base al proprio reddito a quell'esenzione. Assolutamente. Invecchiamento attivo è l'ultimo aspetto, noi siamo in chiusura, quindi una legge sull'invecchiamento attivo in Regione del Veneto c'è, però riuscire a tutelare che le persone possano invecchiare al meglio con la dovuta assistenza. Credo che qui si pone un problema in sintesi, perché siamo in chiusura, che è quello degli anziani, cioè la società nel suo complesso prende atto che ormai la popolazione è composta da un quarto over 65. Assolutamente. E gli over 65 non sono quelli che mangiano il futuro ai figli, come spesso veniamo dipinti, siamo quelli che ancora oggi danno un grande contributo a questa società attraverso l'impegno nel volontariato, l'assistenza ai nipoti. Ecco, se vediamo il grafico al volo della popolazione over 65, il trend di crescita lo vediamo chiaramente. I veneti sono 4,9 milioni, gli anziani il 22%, gli over 80 336 mila. Ma i dati sono questi, si parla ormai di un quarto della popolazione. Esatto. Quindi sono numeri. Quest'anno addirittura abbiamo superato gli over 30, mi sembra, nelle ultime statistiche. Allora noi abbiamo utilizzato ultimamente uno spot, gli invisibili. Credo che noi siamo invisibili quando vogliono farci diventare invisibili. Ma state cercando di non essere... siamo veramente reali, siamo reali perché siamo nella società, lottiamo per la società più che per noi, per i nostri figli, per i nostri nipoti, perché vorremmo una società più giusta, più equa, in cui venga riconosciuto il ruolo e l'apporto che diamo, perché fa parte della nostra storia e della nostra esperienza sindacale. Segretario, la ringrazio tantissimo, dobbiamo chiudere. Io chiedo l'ultima locandina, dateci retta, abbiamo 16 milioni di buoni motivi, 1° giugno, Piazza San Giovanni a Roma. 3 sigle sindacali, CGIL, CISL e UIL, pensionati naturalmente, riunite, tantissimi che confluiranno a Roma per farsi sentire, perché sono tante le ragioni che abbiamo anche riassunto in questo poco tempo. Sperando che ci diano finalmente retta. Speriamo, se no continuerete. Perché credo che le parti sociali credo che abbiano qualcosa da dire per la rappresentanza che hanno all'interno di questo Paese. Benissimo, e noi con la locandina chiudiamo anche questo appuntamento. Io vi ringrazio la FNP CISL di essere stata qui con noi. Come sempre gli sportelli presenti su tutto il territorio sono a disposizione per tutte le informazioni di cui avete bisogno. Grazie ancora, buon proseguimento. Grazie.